Ciò che alcuni mesi fa sembrava impossibile, ossia il fatto che i combattenti dell'ISIS si imbarcassero su dei gommoni fatiscenti, è ora possibile. Si richiede pertanto la massima allerta, avverte il ministro dell'Interno Marco Minniti in un'intervista a Die Welt. E alla DDA di Palermo, già da mesi i PM del gruppo Tratta e Immigrazione indagano su una particolarissima rotta che sembra fatta apposta per trasportare in Sicilia migranti particolari. Una rotta breve e sicura dalla Tunisia alle coste marsalesi, percorsa con gommoni d'altura, motori potentissimi, in grado di percorrere la distanza in 3-4 ore e naturalmente un prezzo ormai fuori mercato, 3.000 euro a passaggio contro i 400-500 euro del costo a saldo dei viaggi delle coste libiche. Chi sono i clienti di questa organizzazione di scafisti di lusso tunisini e italiani, alcuni dei quali già individuati, arrestati e mandati a giudizio per direttissima dai PM siciliani? Ecco cosa scrivono i magistrati della DDA Geriferra, Claudia Ferrari e Federica Lachioma. Il sodalizio costituisce una seria minaccia per la sicurezza nazionale, poiché è in grado di fornire ai suoi utenti un transito marittimo sicuro, occulto e rapido, dunque particolarmente appetibile anche da parte di soggetti ricercati dalle autorità di polizia tunisine, in quanto gravati da precedenti penali o di polizia, ovvero sospetti di connessioni con formazioni di natura terroristica di matrice jihadista. Un sospetto avvalorato da alcune intercettazioni. Ascoltando uno dei tunisini organizzatori del viaggio, Aimne Ben Alai, agli investigatori della Guardia di Finanza che erano partiti da un semplice traffico di sigarette, ascoltano uno dei passeggeri in attesa di imbarcarsi su uno dei potenti gommoni. Sono stressato, sono in una situazione brutta, devo uscire dal paese in qualsiasi modo. Per arrivare agli scafisti dei gommoni veloci, l'uomo, che ha grande paura di partire, si è rivolto ad uno sceicco. Ahimè gli risponde che deve attendere, che se ha fretta può rivolgersi agli altri. Ma il cliente dice che non può perché ha paura di essere respinto dalle autorità di polizia italiane per terrorismo. Un'organizzazione questa composta da tunisini ma anche da italiani che i PM ritengono particolarmente pericolosa e difficile da monitorare per la tipologia dei soggetti trasportati, per le ingenti somme di denaro pagate e per le dirette ramificazioni con il territorio nazionale e i collegamenti anche con l'estero, in particolare con paesi quali la Francia e il Belgio, dove attualmente è più forte la presenza di gruppi vicini all'estremismo islamico e dove sono più elevati i rischi di ulteriori gravissimi attentati. 17 finora le persone fermate nei mesi scorsi dai magistrati palermitani, che un paio di settimane fa hanno disposto il giudizio con il rito immediato per i componenti dell'organizzazione di cui farebbe parte anche una donna fiorentina, Simonetta Sodi, 55 anni, moglie del presunto capo dei trafficanti Gerban Ben Keik, 27 anni più giovane di lei. Quando il giovane marito è stato arrestato, è stata lei a prendere in mano l'organizzazione dei viaggi, prendendo in carcere istruzioni e procurando i soldi per acquistare nuovi gommoni e gestendo tutti i contatti. Anche per la donna PM hanno chiesto e ottenuto dal GIP il giudizio immediato previsto per il prossimo mese di marzo.